E sono qui in questa puntata natalizia di Cantiamo Napoli con forse il più grande artista che abbiamo. Sono in compagnia di Emandoria, ciao! Ciao Vanessa, tutto bene? Tutto bene, grazie, a te? Bene, bene. Allora Eman, tu hai solo 8 anni, sei veramente nel fior della gioventù. Allora, che canzone ci fai ascoltare? Tu canucciagna. Tu canunchiagn. Allora Eman, vuoi dire qualcosa su questa canzone? Vuoi dire qualcosa su questo tuo percorso musicale che stai facendo? Allora, tu canucciagna, soprattutto vorrei salutare al grandissimo artista Mario Merola, che è una canzone fantastica. Ti sei preso un bel peso con questa canzone, ti sei accollato grande peso. Sì, è bella questa canzone. E quindi diciamo che te la sei sentito, tra virgolette, di cantare questa canzone, perché è una responsabilità a 8 anni cantare questa canzone. Sì, è vero. Poi vorrei salutare al mio papà che mi scrive tutte le canzoni e soprattutto al mio fratello di Mandoria e io so che c'è una novità. sì. Il lavoro discografico. Sì, giusto. Tra pochi mesi o poche settimane uscirà il mio nuovo lavoro discografico. Che si intitola, lo sai già il titolo oppure no? E come si intitola? Si parte così. Si parte così, e beh, a 8 anni è normale che si parte così, con tu canunchiani che adesso andremo ad ascoltare e a sentire, e quindi che dire, vogliamo fare tanti auguri a tutte le persone di Buon Natale? Tanti auguri di Buon Natale da Emandoria. Emandoria, allora quindi non ci resta altro che salutare il nostro pubblico, perché dobbiamo fare il nostro rito, perché noi siamo quelli di Cantiamo Napoli!